Sintonia e unità di intenti per pianificare la stagione estiva. La videoconferenza tra il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia e le associazioni di categoria ha dato ottimi spunti, soprattutto per la gestione dei flussi turistici e anche dei pendolari tramite il sistema di prenotazione digitale del posto spiaggia. Siamo decisamente favorevoli, oltretutto va a colpire quella che è un'esigenza, ovvero garantire la sicurezza alle norme igienico-sanitarie che ci verranno imposte, quindi in primis il problema delle distanze, soprattutto garantendo la parte del pendolarismo. Non potremo indubbiamente pensare di essere bravi a gestire la parte che riguarda la spiaggia attrezzata cosiddetta e lasciare poi la spiaggia libera in balia della responsabilità del singolo, laddove si potrebbero verificare quindi degli assembramenti di persone senza rispetto delle distanze. Il sistema di prenotazione dovrebbe prevedere l'utilizzo di un'app anche per cellulari. È un'app che sarà per tutti, non sarà quindi solo per gli stabilimenti, o meglio, non sarà per chi oggi già incide sullo stabilimento, ovvero alberghi piuttosto che condomini, ma sarà un'app fruibile da parte di tutti gli ospiti, compresi appunto i pendolari di cui citavo un poco prima. Per cui potranno cliccare, come succede per la prenotazione del volo aereo o del posto al cinema, in base alle disponibilità che a quel punto l'intero RNI le metterà a disposizione, e ci sarà pertanto un'equa distribuzione di flussi del pendolarismo in tal senso su tutto il litorale, quindi non troveremo posti liberi in una spiaggia e sovraffollamento in un'altra, ma ci sarà un'equa distribuzione. Durante la videoconferenza è stata istituita una commissione ad hoc di cui fa parte il sindaco Zoggia per la definizione delle regole. Entro la prossima settimana, di concerto con l'ULSS, sarà inoltre presentata all'assessore regionale Caner una proposta di protocollo per affrontare le questioni legate alle vacanze, come ad esempio i comportamenti da mantenere mentre si fa il bagno in acqua. Anche Bibione lavora per realizzare una maxi spiaggia che arriverà fino a 54 metri quadrati di spazio vitale per ciascun ombrellone, il tutto circondato da verde e natura.